che posso dire? Che le può dire una persona a un padre che perde il figlio o a un figlio che perde il padre? Che non c'è parola, non si può dire nulla che possa confrontare un dolore così. Mi dispiace quello che mio figlio ha fatto, mio figlio non è in grado, mio figlio è malato mentale. Così Betania, la madre dell'assassino dei due poliziotti, ha chiesto scusa in lacrime alle famiglie dei due agenti. Nell'intervista girata dall'ANSA, la donna ha più volte rivolto il proprio pensiero alle conseguenze tragiche del raptus omicida del figlio. Noi siamo cresciuti in un ogare cristiano, noi crediamo, abbiamo paura di Dio. Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego a Dio che le dé la pace. Allora. Quindi la ricostruzione della giornata di quel 4 ottobre 2019 che resterà impresso nella memoria di tutti, a partire dalla rapina commessa dal figlio Alejandro, che ha scaraventato a terra una donna in via Carducci nel centro di Trieste, impossessandosi del suo scooter e svanendo nel nulla. Lui ieri mattina ha preso un motorino qua sotto a una ragazza perché diceva la notte prima non mi ha lasciato dormire. Mi diceva che sentiva della voce, che lo stavano perseguitando, che lo volevano ammazzare. E A lei lo diceva? A me. Allora io andavo là in camera mia, dopo io le dicevo, stai buono, dormiti, che passerà. Mamma, ma tu non vedi, non senti la voce, anche tu non la senti, non lo vedi. E mi vogliono uccidere, non lo vedi. Quindi, prima di denunciare il fatto in questura, dopo il pentimento dell'uomo e l'aiuto del fratello Carlyle, la richiesta di aiuto psichiatrico per Alejandro da parte della madre. Mio figlio, Carlisle, mi ha detto, mamma andiamo dal carabinieri. Lui voleva andare dal carabinieri prima, ma io ho detto no, lui ha bisogno prima di un medico, che le den un calmante, un qualcosa, Certo, e poi certo. andiamo E dal poi andiamo dai carabinieri, carabinieri. perché sicuramente sta ragazza avrà fatto una denuncia. Certo. E siamo andati là, loro ci hanno spiegato come fare, mio figlio ha fatto. Poi il viaggio verso la questura dopo la chiamata in centrale, i due fratelli nella volante davanti, la madre nella vettura di servizio che seguiva. Poi siamo saliti loro in una macchina, io in un'altra. Poi io non ho fatto tempo di uscire dalla macchina perché già sentivo le sparo, loro mi hanno detto mettasi giù. E io sentivo mio figlio che urlava. Quale dei due figli? Che Augusto. urlava e vedevo tutti questi carabinieri, tutte queste sirene, tutti questi spari. Infine, nella tristezza per le famiglie distrutte dei poliziotti e per un figlio accusato di omicidio plurimo, l'ultimo pensiero di una madre in evidente stato di shock. Per vedere mio figlio, voglio sapere se è vivo, se è morto, perché io non l'ho visto. Voi mi state dicendo che lui è vivo, però Sì, io è non l'ho vivo, è visto, ferito, io lo da sto- ieri che non... Dove è ferito? È preoccupata giustamente. La madre.